Non ci furono minacce né diffamazione, neppure una campagna denigratoria, a dirlo è la Cassazione nelle motivazioni della sentenza che respinge il ricorso della Procura di Vicenza sull'interdizione nei confronti dell'ingegner Giovanni Giannakopoulos per il caso Bramezza. Non ci fermeremo, non ci fermeranno, il commento del direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli sulle motivazioni della sentenza della Cassazione. È morto dopo 2 giorni di agonia il 17enne di Spercenigo che mercoledì era stato travolto in bici da un'auto a Mignagola di Carbonera, l'8ª vittima della strada in 8 giorni nella Marca. Nel pomeriggio intanto a Treviso, Roncade al Tivoli, 3 funerali per le vittime della strage lungo la Treviso Mare. Il papà di Valeria Orsoni dice: non sappiamo come gestire il futuro senza di te. Tra ieri sera e la notte un'altra raffica di gravi incidenti, 3 i feriti gravi in altrettanti sinistri. A San Biagio 29enne in moto si schianta contro un palo, la fidanzata racconta: lo aspettavo a casa. Omicidio di Anicca, nuovo sopralluogo dei carabinieri nella casa di Franco Battaggio ad Arcade. I militari sequestrano 2 buste, intanto le accuse di minacce di morte all'ex compagno cadono nel vuoto per un vizio di forma. Massacrata di botte dall'ex, il pubblico ministero chiede 14 anni per un 38enne dominicano che era stato arrestato per le violenze a Treviso. Il suo legale non ci sta, richiesta sproporzionata. La giornata triveneta di Alpina Belluno è entrata nel vivo con i primi eventi, domani in diretta dalle 9:30 su Antenna 3 dopo l'alzabandiera, la suggestiva messa dal Nevegal celebrata dal vescovo Marangoni in memoria dei caduti. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano parliamo di noi del gruppo Media Nord-Est, perché non ci furono minacce, non ci fu diffamazione e non ci fu neppure una campagna denigratoria. A dirlo è la Cassazione nelle motivazioni della sentenza che respinge il ricorso della Procura di Vicenza sulla interdizione nei confronti dell'ingegner Giovanni Giannakopoulos per il caso Bramezza. Nessuna minaccia, nessuna diffamazione, nessuna campagna denigratoria. Partono da qui, da questi 3 punti fermi già fissati dal Tribunale del Riesame, le motivazioni con cui la Cassazione ha bocciato il ricorso della Procura di Vicenza sull'interdizione nei confronti dell'ingegner Giovanni Giannakopoulos per la vicenda legata alla gestione dell'ULSS 7 Pedemontana da parte del direttore Carlo Bramezza. La sentenza è stata emessa il 26 di aprile, ma le motivazioni sono state rese note solo nelle scorse ore e sono molto chiare sul confermare l'assenza di minacce dirette o indirette da parte dell'ingegnere Giannakopoulos. La Cassazione ha fatto un lavoro eccellente perché per respingere il ricorso del pubblico ministero ha voluto analizzare in dettaglio tutti i messaggi che erano stati mandati in onda, tutti i servizi che erano stati diffusi, e è arrivata proprio alla conclusione che non esiste in alcuno di essi un contenuto diffamatorio o che non esiste in alcuno di essi un contenuto che possa suscitare e legittimare la reazione del dottor Bramezza o di chi per lui. Viene da chiedersi invece a questo punto se non ci sia stato un attacco alla libertà di pensiero e di opinione, di critica e di espressione negli ultimi mesi. In questa vicenda si assiste proprio a un attacco alla libertà di pensiero, alla libertà di espressione, e francamente mi sorprende che organi di informazione che tutti i giorni fanno del diritto alla libertà di espressione, del diritto alla libertà di pensiero un loro cavallo di battaglia, perché questo è il tema con il quale si muovono gli organi di informazione tutti i giorni, cavalchi l'onda di questa vicenda come se dietro ci fossero chissà quali interessi da perseguire e chissà quali obiettivi di screditamento della posizione dell'ingegnere Giannakopoulos e delle sue reti, operazione che davvero mi pare criticabile. La Cassazione ribadisce quindi il carattere di interesse pubblico dei servizi trasmessi da Rete Veneta e Antenna 3, proprio perché riguardano la sanità. Un tema di forte interesse sociale per l'evidente impatto, si legge nelle motivazioni, delle decisioni del direttore generale sulla gestione ospedaliera. La Suprema Corte si spinge anche oltre, parlando del diritto di critica giornalistica esercitato senza trasmodare nella denigrazione della persona del pubblico funzionario. Una sentenza destinata a fare giurisprudenza. Io credo che il Tribunale del Riesame di Venezia abbia pubblicato una decisione con una motivazione che può passare alla storia per i contenuti molto chiari con i quali ha favorito l'esternazione di una assoluta libertà di stampa in maniera
pulita in maniera insuscettibile di condizionamenti, e la Cassazione, che è il baluardo che noi abbiamo nel nostro Paese rispetto a tutta una serie di possibili interpretazioni, anche distorte, questo fa parte della vita del mondo processuale, in questa vicenda è stata altrettanto chiara. E così, ancora una volta, viene ribadito il corretto operato della redazione giornalistica di Rete Veneta. E sul caso Bramezza, sulle motivazioni della sentenza della Cassazione, sentiamo il commento del direttore di Media Nord-Est, Luigi Bacialli. Cosa vuol dire fare informazione, fare il nostro mestiere? Significa dare le notizie con molta onestà, con molto scrupolo, stando attenti a non pestare i piedi a persone che non hanno nessuna responsabilità, non hanno nessuna colpa, non hanno commesso alcun reato, e quindi cercare di non rovinare la reputazione di qualcuno, perché altrimenti incorriamo nel cosiddetto reato di diffamazione a mezzo stampa. Siamo stati accusati di aver offeso delle persone della UL7 pedemontana, ma non è così. Noi abbiamo fatto semplicemente cronaca, e le motivazioni della Cassazione, che abbiamo appreso soltanto ieri, confermano che di diffamazione nei nostri telegiornali non ce n'è mai stata. Sono i giudici della Cassazione che ribadiscono quello che aveva già detto il Tribunale del riesame nel momento in cui aveva sospeso l'ordinanza che impediva al nostro azionista di maggioranza un'interdizione a lavorare, gli impediva praticamente di svolgere la sua attività. Quindi noi siamo andati sempre nel solco della correttezza e del rispetto delle regole. Come avete sentito, ha spiegato molto bene l'avvocato Maurizio Panis, che difende l'ingegner Giovanni Giannakopoulos, il quale addirittura è stato accusato di minacce. E anche su questo la Cassazione conferma che di minacce non ce ne sono mai state, non ci sono state intimidazioni, non ci sono state pressioni da parte di un uomo che non ha nessun interesse nella sanità se non quello di difendere i cittadini, di fare in modo che nel Bassanese la sanità funzioni, che ha avviato tante campagne sul sociale a difesa delle persone più umili, degli ultimi, degli ammalati. Quest'uomo, nonostante la Cassazione abbia ribadito che non ci sono state intimidazioni, non ci sono state minacce, non c'è stata diffamazione da parte nostra, di quest'uomo è stato chiesto il rinvio a giudizio da parte della Procura di Vicenza. Ci sarà la prima udienza il 10 ottobre. Noi aspettiamo di capire quali sono le colpe di un imprenditore che ha fondato un grande gruppo, che l'ha sempre gestito, che l'ha sempre mandato avanti, che non ha mai fatto dei torti a nessuno del territorio. Vogliamo capire come sia possibile che sulla base di voci, di insinuazioni, di congetture, un imprenditore del valore dell'ingegner Giovanni Giannakopoulos, a 82 anni, che con il figlio Filippo ha avviato un'impresa di grandi dimensioni e di grandi fortune, vogliamo capire per quali motivi debba finire in un tribunale. Noi, nonostante quello che sta succedendo, con titoli su tutte le pagine dei giornali, andiamo avanti con il solito scrupolo, la solita attenzione soprattutto per le comunità. Non ci fermeremo e non ci fermeranno. Adesso apriamo la pagina della cronaca e parliamo di una scia di sangue che continua a non fermarsi. Dopo 2 giorni di agonia è morto Marco Bianchin, lo studente 17enne di Spercenigo di San Biagio di Callalta, vittima mercoledì 2 giorni fa di un terribile incidente a Mignagola di Carbonera. Era in sella alla sua bici e si era immesso sulla strada, è stato travolto da un'auto di un 55enne del posto, aveva sfondato il parabrezza, era finito a decine di metri di distanza, era stato immediatamente ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso, le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Purtroppo oggi è morto. Saranno probabilmente donati gli organi. Pensate, è l'8ª vittima della strada nella Marca in 8 giorni, una vera e propria ecatombe. 8 croci
3 vittime, quelle della Treviso Mare, la strage della Treviso Mare, oggi i 3 AD ad Altivole, a Treviso e a Roncade. Valeria esprimeva felicità, sicurezza di se stessa, bellezza, bravura, un autentico capolavoro. Nessun rimorso, quindi. Non so come riusciremo a convivere con questa tragedia senza farci sopraffare dai rimpianti, senza pensare a tutto quello che avrebbe potuto fare, essere, diventare. L'orgoglio per il percorso fatto assieme e l'angoscia per un futuro che sarà segnato dall'assenza. Sarà dura vivere senza Valeria e le sue tante qualità, dice il Papa Davide nel giorno dell'addio in una chiesa votiva gremita. Oltre 500 le persone che hanno voluto dire addio alla giovane morta lo scorso fine settimana sulla Treviso Mare. A parlare sono anche il fratello di Valeria e un'amica. Ti voglio bene infinito, mi mancherai per sempre. Riposa in pace. Valerie, il tuo bro, Alvaro. Mi sembra tutto surreale. Ti immagino sempre qua vicino a me, ma è stranissimo non poterti abbracciare, non darti il buongiorno. Mi abituerò mai. Il filo di un dolore profondo unisce Treviso a Biancade, dove contemporaneamente si è salutato Ludovico Brunello, il 31enne collega di Valeria alla guida dell'auto che si è schiantata contro un pulmino. Dipingeva la sua vita dando colore anche alle persone che incontrava, ha detto Don Marcello durante l'omelia, ricordando il giovane residente a San Biagio di Callalta. A sostenere i genitori ex dipendenti dell'ULSS 2 anche il direttore generale Francesco Benazzi. Ad Altivole l'addio alla terza vittima, Dominga Orsato, la 52enne di Asolo che viaggiava sull'altro veicolo, ma è stato un venerdì di lutto anche per il coneglianese. Nella parrocchia di San Rocco l'ultimo saluto a Walter Ronchi, il cuoco di 57 anni morto con la sua auto a Mareno contro il muro di un'abitazione nella notte tra martedì e mercoledì. Nella chiesa di Campolongo, sempre a Conegliano, addio al giovane Marco Zornio, il 23enne vittima di un incidente letale in sella alla sua moto a metà maggio sulla statale di Alemagna Vittorio Veneto. Marco ha lottato per settimane prima di donare gli organi. 5 dunque, 5 AD davvero incredibile e come dicevamo purtroppo l'8ª vittima in 8 giorni, Marco Bianchini, 17enne di Spercenigo di San Biagio di Callalta. Si è rischiata un'altra tragedia tra ieri sera e la notte, altri 3 incidenti in 3 diverse zone della Marca, un altro di questi a San Biagio di Callalta, ci sono 3 feriti gravi. È uscito di strada proprio lì? Sì, proprio lì. Da come vedo ha sbattuto sul muretto e poi ha sbattuto addosso al palo. È sconvolta Sonia per l'incidente nel quale è stato coinvolto il suo fidanzato, schiantatosi addosso a questo palo della segnaletica mentre guidava la moto acquistata da 2 mesi. L'incidente, ancora per certi versi inspiegabile, è accaduto qualche minuto prima delle 21, a poca distanza dall'incrocio tra via Bredariol e via Marietti a San Biagio di Callalta. Sono andato a prendere il gelato, poi in moto, poi il mio amico mi ha chiamato che era successo questo incidente, che era scivolato in moto e lo stavano portando in ospedale. Mentre attendeva il ritorno del fidanzato, la telefonata dell'amico che avvisava che nella strada del ritorno in direzione Cavrier era avvenuto l'incidente. Sì, mentre stava tornando a casa da prendere il gelato, in un rettilineo, uscita di strada, non si sa le dinamiche comunque. Sì, dicono che non c'erano animali, niente. Lui era una persona che mi diceva sempre vado piano, anche prima di andare via continuava a dirgli per piacere vai piano, ti prego vai piano. E lui mi diceva sì, tranquilla, io vado piano. Portato in ospedale per i numerosi traumi subiti, il 29enne ora si trova in terapia intensiva, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sonia nel frattempo è qui nel luogo dell'incidente, cerca di capire cosa sia successo e le persone che hanno chiamato i soccorsi per ringraziarla.
È un bilancio pesante quello dell'ennesima nottata di incidenti nella Marca trevigiana. Oltre a questo incidente altri 2 uomini si trovano in gravi condizioni ricoverati al Caffoncello, rimasti feriti in altrettanti sinistri. Alle 22:30 circa a Vidor, in via Rovere, un 32enne montebellunese si è schiantato mentre era alla guida di una Fiat Uno, anche in questo caso un'apparente fuoriuscita autonoma. L'auto, dopo aver abbattuto un segnale stradale, ha terminato la sua corsa in un fosso. Il 32enne, accompagnato in elicottero all'ospedale di Treviso, è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Poco dopo le 23, altro incidente nel cuore di Fontanelle, nella centrale via Roma. Un motociclista di 54 anni si è scontrato con un'auto ed è finito rovinosamente sull'asfalto. Anche lui è stato portato a Treviso in condizioni serie. Il caso di Anica, l'omicidio di Anica, nuovo sopralluogo oggi dei Carabinieri ad Arcade, è stato prelevato del materiale. A 48 ore dal sopralluogo congiunto con il RIS di Parma, gli uomini del nucleo investigativo dei Carabinieri di Treviso sono ritornati nella villetta di Franco Battaglia. L'unico indagato al momento per la morte di Anica Panfile, la 31enne trovata morta sul greto del Piave Aspresiano il 18 maggio scorso. Dopo una breve permanenza in casa, i militari sono usciti dal cancelletto con 2 buste di carta poco prima delle 10 del mattino. Sul contenuto c'è il più stretto riservo, indumenti, suppellettili, documentazione cartacea. Le ipotesi si sono rincorse per tutta la giornata, ma sono per l'appunto solo e soltanto ipotesi. Sicuramente i carabinieri guidati dal colonnello Giovanni Mura sapevano già cosa prelevare dopo i rilievi irripetibili eseguiti con i colleghi del RIS nella giornata di mercoledì, accertamenti che hanno permesso di cristallizzare quello che secondo la procura potrebbe essere il luogo del crimine. Ma non è detto che la fase dei rilievi sia finita. Da visionare resterebbero anche i mezzi in dotazione della pescheria di proprietà di Battaglia, dopo che nucleo investigativo e RIS si sono concentrati sulla sua Mercedes e sul suo pick-up. Lunedì intanto il 76enne ex Primula Rossa è atteso in procura per essere sentito dal PM Valeria Peruzzo. Si deve verificare la versione della prima ora rispetto agli elementi raccolti dal 21 maggio, giorno del ritrovamento del cadavere, a oggi. I punti oscuri relativi agli ultimi istanti prima della scomparsa della donna restano molteplici. Intanto l'ex compagno di Anica Panfile, per l'ex compagno sono cadute nel nulla le accuse pesanti di minacce di morte, tutto questo per un vizio di forma. Vasile Lungu, il rumeno 35enne ex compagno di Anica Panfile, non sarebbe stato a conoscenza che a suo carico era in corso a Treviso un processo. In pratica non gli è stato notificato mai il provvedimento. Oggi c'è stata una sentenza ai sensi dell'articolo 420 quater, articolo introdotto dalla riforma Cartabia, che prevede che quando l'imputato non è a conoscenza del processo venga pronunciata una sentenza di non doversi procedere. Insomma, un vizio di forma che ha portato alla pronuncia di non luogo a procedere perché l'imputato non sarebbe stato rintracciabile. Ho tanti amici albanesi, ti faccio uccidere, così aveva scritto ad Anica il 35enne quando ancora nel 2018 terminò la sua relazione con la donna. Per lui scattò la denuncia per minacce, denuncia che oggi è caduta nel nulla. Lungu ora è in Italia e quindi rintracciabile, tanto che è stato aggiunto dalla notifica di un altro procedimento, questa volta relativo al Tribunale dei minori, proprio sulla richiesta dell'uomo di portare i figli avuti da Anica in Romania, richiesta fra l'altro per ora negata. Posso dire che io ho avuto contatti con un altro legale che lo sta seguendo per la vicenda dei figli, quindi immagino che lui sia a conoscenza del procedimento per quanto riguarda i figli minori. Ma per il processo relativo al reato di minacce ormai è troppo tardi. Ancora dal Palazzo di Giustizia il pubblico ministero chiede 14 anni per un 38enne dominicano che fu arrestato per aver massacrato di botte l'ex compagna. Una storia fatta di litigi di botte, tanto che la vittima è finita in ospedale con lesioni gravissime. L'imputato è un 38enne dominicano che in più occasioni ha picchiato selvaggiamente la sua compagna. In tribunale il pubblico ministero Barbara Sabattini non ha avuto dubbi, 14 anni di carcere. La richiesta del pubblico ministero dei 14 anni risente purtroppo dell'aumento che è operato per effetto di una recidiva specifica, aumento peraltro che non è obbligatorio. Quindi noi abbiamo chiesto anche al giudice che non operi un aumento di questo genere perché renderebbe a nostro parere la pena sproporzionata.
L'uomo è accusato di aver infierito selvaggiamente sulla fidanzata 27enne colpendola con pugni, calci in faccia e colpi al torace, per i quali è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Treviso, dove aveva subito un delicato intervento chirurgico ad un rene. L'uomo è accusato di tentato omicidio, lesioni gravissime, avrebbe aggredito anche un'amica della compagna e rapina aggravata, essendosi impossessato dei cellulari delle due donne nel tentativo di impedire che potessero dare l'allarme. Il fatto era accaduto nella casa della vittima a San Pelaio, ma i pestaggi erano avvenuti anche in altre occasioni, come nel parcheggio del locale dove l'imputato lavorava come DJ. Il legale dell'uomo, 38enne, ha chiesto che venga riqualificato il reato. Noi abbiamo messo in campo una serie di argomentazioni che a nostro parere consentirebbero al giudice di riqualificare il reato di tentato omicidio in reato di lesioni aggravate. Si torna in aula per le repliche di fronte al GUP Cristian Vettoruzzo e la sentenza il 23 giugno prossimo. Una fuga di gas da una bombola, forse all'origine di una esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio a Santa Lucia di Piave. Feriti non gravemente, fortunatamente, i coniugi di origine marocchina residenti nell'abitazione. Sul posto sono arrivati in poco tempo i vigili del fuoco, i soccorritori del SU 118 e i carabinieri. La coppia è stata portata in ospedale per le ustioni riportate. Il locale dove è avvenuta l'esplosione è stato dichiarato inagibile. Tutto questo a Santa Lucia di Piave. Adesso un velocissimo break pubblicitario, poi prima di riprendere la cronaca andremo a Belluno per anticipare un po' con Lucio Zanato tutto quanto sta accadendo in questo momento per la Dunata Triveneta degli Alpini. Pubblicità. Rieccoci in diretta. Allora, prima di continuare con la cronaca e prima di vederci poi nella pagina bellunese del nostro telegiornale, anticipiamo un po' con Lucio Zanato un primo collegamento. Ti vedo, è iniziata la Dunata Triveneta degli Alpini. A te la linea, Lucio. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sono con il presidente nazionale degli Alpini, dell'Associazione Nazionale degli Alpini, Sebastiano Favero, presidente della Dunata Triveneta, qui a Belluno. Alpini più alpini più alpini. Beh, direi proprio di sì. Belluno è terra d'alpini per antonomasia. Qui ovviamente tanti anche delle nostre terre venete sono venuti a fare quello che diciamo noi la naia. Hanno imparato e per la prima volta forse sono usciti di casa, però io credo che oggi più che mai questo è un messaggio forte che vogliamo lanciare, è quello della continuità, del saper trasferire questi nostri valori, questo nostro essere insieme, questo nostro saper condividere e trasferire amicizia, proprio farlo per i nostri giovani, a cui noi veramente vogliamo bene. È tanto vero che qui abbiamo organizzato da una parte la protezione civile, che è un elemento importante degli Alpini, e dall'altra i giovani dei campi scuola che avete e che lei Presidente ha voluto fortemente. Certamente sì, perché noi siamo convinti che è il trasmettere, è il portare ai giovani i valori e fare in modo che li condividano sia l'elemento fondamentale per fare quel concetto fondamentale che i nostri vecchi, che i nostri padri ci hanno tramandato, la memoria. Senza memoria non c'è futuro, i nostri giovani sono il futuro, però devono portare con sé la memoria. Ecco, però è anche un senso di gruppo, perché noi facciamo la Dunata Nazionale, facciamo la Dunata Triveneta, dimostriamo di essere il gruppo sia nelle emergenze, ma di essere il gruppo anche nei momenti belli, di vita, di condivisione. Ma sempre, perché l'altro concetto fondamentale per noi è il condividere, che vuol dire saper stare insieme sia quando c'è l'emergenza, sia quando c'è la necessità di lavorare e noi lo facciamo. Non è vero che non lo facciamo senza dire niente, perché qualche volta brontoliamo, ma lo facciamo. E dall'altro lato, finito, sapere ancora una volta stare insieme anche a fare festa, a fare un canto, a bere un bicchiere di vino e veramente a essere noi stessi. Grazie Presidente, però prima di passare vado dall'assessore Donazzan, perché poi chiederemo alla Regione cosa fa per questi ragazzi, una voce, una delle tante. Prendo sempre lei perché lei è un po' la capogruppo. Il tuo nome e il tuo cognome? Arianna Pianna. Perché hai fatto questa scelta? Perché mi piaceva questo mondo e mi interessava e anche le tematiche erano molto interessanti. Cosa ti ha insegnato? Mi ha insegnato il rispetto, che secondo me è la cosa più importante, e i valori, che sono anche importanti quelli, e il saper stare con gli altri, e anche chi magari rimane indietro purtroppo, che in questa società rimane emarginato, noi lo tiriamo dentro con noi, diciamo. E... Tutto questo in soli 15 giorni hai imparato?
No, anche altre cose. Va bene, no, voglio dire, nel senso che secondo te 15 giorni sono troppo pochi? Sì, sono troppo pochi, perché è un'esperienza unica e non si può ripetere da nessun'altra parte. E allora proprio per questo andiamo dall'assessore Donazzan. Assessore, cosa può fare la Regione ulteriormente per agevolare questo percorso dei ragazzi nella loro crescita? Perché qui imparano a non essere solo io, ma noi. Posso dirle che sono sufficienti le parole che sono state dette ora da Arianna, perché è forse la spiegazione più bella delle cose che l'Associazione Nazionale Alpini ha proposto alla Regione del Veneto, e attraverso il mio assessorato, appunto l'assessorato all'istruzione, abbiamo condiviso, abbiamo scritto e sottoscritto un protocollo firmato ovviamente dal Presidente Zaia, dal Presidente Favero, con un obiettivo, quello di, da una parte, salvaguardare questo modello di vita. Noi veneti poi ci emozioniamo, ci innamoriamo, siamo convinti della ricchezza e del valore che gli alpini rappresentano. Siamo anche consapevoli che sono stati frutto di quell'anno di servizio per la patria, e questa declinazione che il Presidente Favero e l'Associazione Nazionale Alpini oggi vogliono, di dire ma scusate, ma se ha prodotto così tanto valore, ma possiamo permetterci di non averlo oggi? Ecco, si è declinata con i campi scuola, e devo dire che con le parole di questa meravigliosa ragazza, per me è la realizzazione di quello che è giusto fare. Però possiamo allungare un po', 15 giorni dicono tutti che è troppo poco. Ah, ma guardi, per me, se vuole, è un anno intero, ma certo che è un modello organizzativo che deve essere tarato su una dimensione che è quella della compatibilità, diciamo, della vita di questi ragazzi. Però è bello che loro dicano 15 giorni sono troppo pochi, lo dice anche l'Associazione Nazionale, lo potrei dire anch'io, e sa che cos'è che è bello? È che siccome si racconta che i ragazzi non hanno voglia di fare niente, che anche un giorno solo è pesante, beh, cari tutti, non i telespettatori di Antena 3 che sono già belli, convinti come noi che questo sia un valore, che gli alpini siano un valore, ma tutti gli altri di cui raccontano i grandi giornali di Stato, che poi magari non parlano della Giornata nazionale, del bilancio sociale degli alpini, della solidarietà, del libro verde, beh, ascoltassero questi ragazzi, e anche le bugie che si dice che i giovani non sono pronti svanirebbero completamente. Grazie Assessore, ti ridò la linea perché poi la riprendiamo direttamente dal Teatro Comunale in centro a Belluno, perché lì c'è un altro appuntamento importante. Grazie Lucio, grazie anche ai tuoi ospiti. Allora tra 10 minuti circa ci rincontriamo nella pagina bellunese, davvero fra poco, con il nuovo collegamento. Noi torniamo alla cronaca. Arrestato in provincia di Roma uno dei 3 stranieri ritenuti responsabili di un traffico di clandestini in Italia. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso era partita nel 2019. Qualche settimana fa si era presentato al commissariato di Anzio Nettuno per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, ma gli agenti al momento dell'identificazione attraverso le impronte digitali si sono resi conto che sul suo conto i finanzieri trevigiani avevano inserito in banca dati una richiesta di arresto in caso di rintraccio nel territorio italiano. Il soggetto era dedito all'ingresso nel territorio italiano di clandestini che venivano imbarcati su voli aerei di linea in partenza da Malta e diretti verso numerosi scali aeroportuali italiani, tra cui anche Treviso. L'uomo, un guineano insieme a 2 connazionali, era già stato destinatario nell'ottobre 2021 di un provvedimento cautelare consistente nell'obbligo di dimora nel comune di residenza, ma subito dopo la notifica dell'ordinanza disposta dal GIP di Treviso si era allontanato dal suo domicilio in provincia di Napoli, rifugiandosi all'estero. Le indagini dei finanzieri trevigiani erano partite alla fine del 2019, quando all'aeroporto Canova di Treviso furono fermati 2 clandestini africani provenienti da Malta con lo stesso passaporto contraffatto. Grazie all'incrocio delle informazioni ottenute era stato ricostruito il collaudato sistema ideato dai 3 guineani per introdurre clandestinamente in Italia decine di immigrati africani, utilizzando sistematicamente Malta come scalo. Nell'isola infatti venivano temporaneamente ospitati e qui ricevevano i documenti falsi. Carte d'identità e passaporti contraffatti trovati in possesso del ricercato in provincia di Napoli avevano permesso alle Fiamme Gialle di ricostruire l'entità del traffico di clandestini. Allo Stato abbiamo quantificato circa 200 ingressi illegali. Ogni clandestino pagava una cifra tra i 400 e i 700 euro. Le indagini ora continuano. Allo Stato è ancora oggetto di ricerche il terzo dei soggetti destinatario dell'originaria misura cautelare. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso testimonia l'efficace ricorso alla cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia.
anche all'estero di fatto si possano raggiungere i soggetti che credono di farla franca rifugiandosi fuori dal territorio nazionale. Lasciamo la cronaca, parliamo di sanità. L'unità operativa di medicina dello sport dell'ULSS 2 è stata designata centro di riferimento regionale per lo sport nei giovani con cardiopatia. È stato riconosciuto presso l'unità operativa della nostra azienda di medicina sport, è stato riconosciuto la capacità, insomma, la possibilità di poter diventare centro di riferimento per la regione del Veneto per i giovani pazienti affetti da cardiopatia e quindi poter dare delle risposte a giovani ragazzi con una cardiopatia su quale tipo di attività fisico-sportiva possa essere più indicata da poter svolgere in sicurezza. Ci sono voluti 10 anni di attività dedicata al monitoraggio di giovani atleti per diventare centro di riferimento regionale per lo sport nei giovani con cardiopatia. Molto spesso sono soggetti asintomatici, quindi la cosa non è semplicissima, quindi serve grandissima attenzione, grandissima potenzialità diagnostiche per poterlo fare. Nella nostra azienda siamo fortunati perché abbiamo una serie di tantissimi dipartimenti, il Dipartimento Cardiovascolare con il dottor Cernetti con cui collaboriamo, il SUEM per l'assistenza in chi ha già avuto un problema di questo tipo. E una volta fatta la diagnosi bisogna comunicarla, che è la cosa più complicata da comunicare alla famiglia, ai giovani atleti, i quali vedono infranto magari il loro sogno sportivo. Un approccio multidisciplinare che si occupa di agire sempre più nell'attività di prevenzione e migliorare la qualità di vita dei ragazzi affetti da patologie cardiache. Bisogna prendersi in carico di questi ragazzi, bisogna cercare di un po' alla volta farli diventare consapevoli, che significa essere informati ma essere in grado di poter scegliere poi cosa poter fare. Li formiamo anche sull'ambito sportivo, li alleniamo monitorati per vedere cosa è possibile fare rispetto a quello che non è possibile fare, ci rapportiamo con la società sportiva per spiegare cosa questi ragazzi possono fare e poi entrano in un follow-up. Una rete globale di assistenza che vede anche la collaborazione con il SUEM 118. Novità importante, la possibilità di inserire nel sistema informatico della centrale operativa i dati di giovani pazienti attenzionati, così che in caso d'urgenza i sanitari possano intervenire nel modo più opportuno. E laddove arriva la chiamata del soccorso, dell'emergenza, compare già il warning sulla schermata dell'operatore e l'equipaggio che esce in ambulanza o in elicottero per portare il soccorso a questo giovane paziente sa già le indicazioni che sono a priori state date. Dal turismo al sociale, nuovi progetti per il GAL Alta Marca che apre una nuova fase di coinvolgimento dei territori. Sono coinvolti 22 comuni da qui al 2027. La consultazione del territorio serve, oltre che a sentire il partenariato, noi sentiremo anche proprio il territorio, faremo delle assemblee locali fuori, proprio invitando i cittadini per sentire le loro idee e quindi costruire dal basso questo grande progetto. Sarà un'estate di ascolto del territorio per il GAL Alta Marca, pronto a candidarsi per la programmazione Leader 2023-2027. Sul tavolo ci sono oltre 3.600.000 euro da destinare a soggetti pubblici e privati per rendere l'area 22 comuni interessati più vivibile. Rispetto al passato, anche recente, ampio spazio sarà dato ai temi sociali. La novità è anche che potremo attivare degli interventi specifici che solo il GAL potrà fare, come ad esempio il premio insediamento di 12.000 euro per chi aprirà un'impresa di servizi e poi la parte di investimenti nel recupero di beni immobili dei comuni con lo scopo di attivare o dei servizi culturali o ricreativi o sociali per aumentare la qualità della vita dei residenti. La logica nuova è meno turismo ma contrastare lo spopolamento. Massima attenzione quindi ai giovani e alle nuove forme di economia, pur proseguendo nell'attività di valorizzazione di un territorio sospeso tra colline UNESCO e biosfera del Grappa. A parlare sono i numeri della programmazione 2014-2022. In particolare l'aver erogato tutti i fondi assegnati, pari a 6.250.000 euro, questo attraverso l'emissione di 37 bandi pubblici che hanno permesso di finanziare 85 progetti con beneficiari sia enti pubblici che aziende private. Sono progetti anche di sistema che se non li fa il GAL, voglio dire, è anche difficile trovare qualcuno che li faccia. Un ultimo progetto importante sono nei 17 comuni dell'area UNESCO delle aree attrezzate in collegamento
collegamento col cammino UNESCO che verrà inaugurato l'8 luglio, che vanno a realizzare delle piazzole, delle aree attrezzate, quindi una cosa molto importante. Adesso la nuova fase, l'obiettivo è fissato. Costruire assieme a livello proprio di territorio il nuovo programma di sviluppo locale, PSL, che poi andrà a essere applicato in base ai fondi naturalmente che ci saranno assegnati. Adesso, come ogni venerdì, ci sentiamo dalle parole del generale Giancarlo Iannicelli quali sono le previsioni per il weekend. Si va affermando su tutte le nostre zone un campo di alte pressioni, non ben definito, ma che va crescendo di intensità. Come si vede dalla carta del tempo, l'alta pressione si va formando, si va rafforzando, già è presente con un secondo massimo secondario proprio sulle regioni settentrionali, sulle Alpi, vedete il valore 1020 millibar. La pressione comunque è in aumento e questo è di buon auspicio, ma fatto più positivo ancora è che se ci spostiamo verso ovest, sull'Atlantico, va prendendo forma l'anticiclone delle Azzorre, che è il vero artefice dell'estate, quindi tutta questa situazione favorisce tempo bello. Infatti prevediamo un fine settimana all'insegna del sole, sia sabato che domenica, ma anche i primi giorni della prossima settimana, quindi con cielo in prevalenza sereno. Farà molto caldo, quindi nel pomeriggio potremmo avere delle attività cumuliformi, delle nubi a sviluppo verticale che a ridosso dei rilievi e sui rilievi potranno dar vita a qualche temporale. La seconda parte della prossima settimana, i primi giorni è ancora bello, nella seconda parte potremmo avere un peggioramento, ma è tutto da verificare. I venti intanto saranno deboli, direzione variabile con qualche rinforzo, temperature 18-19 gradi le minime, le massime 31 ai 30 gradi, però diciamo sono in crescita, quindi probabilmente da domenica in poi potremmo superare anche i 30 gradi. L'Alta Adriatica è previsto poco mosso. È tutto. E noi adesso andiamo nel Bellunese. E allora ci ricolleghiamo con Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto in piazza Belluno. A te, Lucio. Grazie, allora riprendiamo da Piazza dei Martiri, dove come vedete alle mie spalle è già tutto pronto. Questo è il palco d'onore dove domenica ci sarà il passaggio allo sfilamento della Dunata Triveneta degli Alpini, che diciamo quando sarà lo sfilamento qua concluderà sostanzialmente tutte le celebrazioni iniziate oggi pomeriggio con l'apertura a Villa Prat in quel di Sedico della mostra dedicata proprio Alpini, al 7° Reggimento Alpini, tra l'altro molto collegato sia con la Marca e il Veneto, perché verrà deposto lì tra qualche mese anche il basto del mulo iroso, storico mulo degli Alpini, e poi naturalmente nel pomeriggio c'è stata l'apertura, come abbiamo visto prima, della cittadella della Protezione Civile. Però mi trovo qui davanti al Teatro Comunale di Belluno perché qui questa sera c'è una serata davvero particolare, c'è una rappresentazione, c'è uno spettacolo dedicato agli Alpini. E allora intanto prendo il regista Bruno Lovadina. Buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Allora, ci vuoi anticipare che cosa hai pensato per questo spettacolo? Allora, questa sera sarà un esercizio di memoria, dove andremo a rappresentare uno spettacolo dal titolo Il corpo e l'anima. Il corpo che rappresenta gli alpini, il corpo che sono le nostre passioni. Visto che degli alpini tante cose sono state dette, tante cose sono state fatte, abbiamo pensato di fare qualcosa di originale, quindi abbiamo dato i numeri che adesso potremo anche mostrare e proporre attraverso Sandro Buzzati, che è stato l'ideatore di questa proposta. Allora andiamo direttamente da Sandro Buzzati. Allora, lei è l'ideatore di questa sostanzialmente l'incarico dall'ANA di parlare degli alpini in tempo di pace. Ma è vero che è una sorta di tombola? Potrebbe proprio essere interpretata come una sorta di tombola. Se io dico 15-18? 15-18, lo sai? Sì, anche ammazza ben. 42, 45, 76. Avete capito che sono 70. Esatto, sono tutte le date per ogni. Vai a 20-18. Bene. Ecco, qui abbiamo già spoilerato che basta. 02 Sarajevo. Ecco, gli alpini in campo. Quindi è un'idea tutta sua? No, è un'idea che oggi è il 60° del Vajont. E quindi lì hanno cominciato molto a lavorare sulla solidarietà, sulla partecipazione, sull'aiuto alla popolazione. Quindi noi come Bel Teatro abbiamo fatto anni or sono nel trentennale uno spettacolo proprio sui Vajont e quindi per noi è stato naturale continuare questo rapporto. Ma ci sono anche i cori? C'è il grande coro minimo di Belluno.
Bene, allora proprio per questo andiamo a scoprire una cosa, che il presidente della sezione di Belluno, Nino De Perà, è componente del coro. Vero Presidente? Certo. Ma la voce ce l'ha ancora dopo tutti questi giorni di lavoro? Ma insomma me l'hai lasciata un po', quindi spero di riuscire nel mio compito. No, è un piacere far parte del coro, perché chiaramente mi sta dando delle grandi soddisfazioni, e poi avere ideato insieme a tanti amici quello che è questo che giustamente ha rappresentato in modo succinto ma in maniera meravigliosa, penso che ci ha toccato il cuore a tutti quanti noi del coro, per cui ci metteremo l'impegno che è dovuto per questo tipo di manifestazione, questo tipo di rappresentazione. Allora adesso smettiamo del coro, facciamo il presidente della sezione, diciamo che domani mattina alle 9:30, reti unificate con Antena 3 Rete Veneta e anche con chi vorrà naturalmente, c'è la cerimonia su al Nevegal, giusto? 9:30 alza bandiera, e poi la messa a che ora? La messa, la Santa Messa alle 10:30, aspettiamo tutti quanti per la Santa Messa, perché sarà un che noi alpini ci teniamo in modo particolare. E quelli che non possono venire la vedranno attraverso la nostra televisione. Attenzione, perché poi domani, al termine della Santa Messa, daremo anche tutti gli altri appuntamenti, perché noi praticamente ci siamo stabiliti qui a Belluno proprio per seguire i nostri alpini. Bene. Però, visto che ci siamo, c'è il coro, non so se avete notato dietro, andiamo dal maestro del coro. Maestro, tutti i brani mi pare di capire unici, particolari, cosa avete fatto? Una grande ricerca? Abbiamo cercato di spaziare non solo su brani tipici dell'epopea alpina, ma anche su brani più ricercati, e soprattutto su un brano che magari vi proponiamo e regaliamo a tutti i vostri telespettatori, che riguarda proprio gli alpini soccorritori, gli alpini del Vajont, gli alpini di Vaia. E come si titola? Si titola Alpini Italiani. Allora sentiamo questo pezzo. Quando qualcosa al mondo succede di grave, arriva l'alpino, quando la terra trema e uccide la gente, arriva per primo, arriva l'alpino. Alpini italiani, alpini del mondo, perché il vostro cuore è così profondo, in voi c'è la gioia di dare una mano a chi è colpito dal fatto crude, in voi c'è la gioia di dare una mano a chi è colpito dal fatto crude. Quando la pioggia e i fiumi fa rompere gli argini, le grida nel fango implorano Dio, ma poi la penna nera ti porta un sorriso, ti tende la mano e ti stringe a sé. Alpini italiani, amici di ognuno, così generosi con chi ne ha bisogno, il volto severo e l'animo altero, in petto hanno un cuore che sa palpita, palpita severo e l'animo altero, in petto hanno un cuore che sa palpita. Alpini italiani, alpini del mondo. E con questo, allora diamo l'appuntamento per questa sera, a che ora? Stasera alle ore 21, Teatro Comunale, vi aspettiamo.
Bene, e con questo io restituisco la linea a te, tutti voi. Grazie Lucio, meraviglioso questo coro degli alpini. Allora, lo ha già ricordato Lucio Zanato, ve lo ricordo anch'io gli appuntamenti, quello di domani mattina alle 9:30, dunque puntate l'orologio perché ci sarà l'alzabandiera sul Nevegalle e poi a seguire la Santa Messa sul Nevegalle in memoria dei caduti celebrata dal vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni, e poi restate con noi poi perché nel corso della giornata racconteremo ancora degli alpini. Alla sera dalle 21 racconteremo la serata alpina bellunesi, cori, canti lungo tutte le piazze della città, quindi molto suggestiva, e poi domenica ci sarà la sfilata degli alpini per le vie della città dalle 7:30 del mattino, sempre in diretta Antena 3 per seguire gli alpini. Allora andiamo con la cronaca velocemente. Un'operazione antidroga dei carabinieri, grazie alla quale un giovane di Calalzio di Cadore è stato fermato nella stazione ferroviaria. Era sceso dal treno e alla vista dei militari ha assunto un comportamento che ha attirato l'attenzione dei militari, che lo hanno perquisito. Nello zaino, pensate, nascondeva quasi mezzo chilo di hashish confezionato in vari panetti. Un'altra operazione invece antidroga è quella della squadra mobile, quindi la polizia di Belluno, che ha bloccato un 45enne straniero proveniente da Milano, operaio presso una ditta di elettrotecnica. L'arresto è stato reso possibile perché la sezione antidroga aveva appreso che il soggetto gravitava nel circuito della distribuzione al dettaglio della cocaina nella Valle Agordina, nella zona di Sedico. È stato trovato in possesso di 67 grammi di cocaina e altri 12 piccoli involucri già confezionati in dosi, quindi un altro arresto, questo da parte della polizia. Parliamo adesso invece della riqualificazione di Piazza Castello e Belvedere. Approvato il progetto esecutivo, 17 le imprese che hanno risposto alla manifestazione di interesse. New look per il Belvedere di Belluno, per il quale verranno spesi 300.000 euro, tutti derivanti dal PNRR. Questa area del Belvedere, che guarda giù la Piave, troverà una serie di interventi importanti sulla pavimentazione. Metteremo giù pietra di Castellavazzo, riqualificheremo l'area dei giardini che stanno sotto, utilizzeremo il Corten per fare una scalinata nuova. Insomma, daremo una visibilità anche con le luci a LED nella nuova panchinatura anche a questa piccola parte della città, molto importante della città. Il progetto punta a riqualificare l'area verde tutelando e conservando gli elementi originali. Saranno rimossi i ceppi, ma saranno salvaguardati i 3 cipressi storici. Saranno rimesse in uso le scale adiacenti, verrà sistemata la scaletta di accesso inferiore e si prevede la realizzazione di una nuova scalinata in sostituzione di quella esistente troppo rovinata. 2 cancelletti in ferro saranno posti agli ingressi e l'illuminazione sarà potenziata. Gli interventi di fronte ai ruderi dell'antico castello punteranno invece ad armonizzare gli elementi e a migliorare l'accessibilità mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti con la creazione di un'unica superficie pavimentata in pietra, la sistemazione di panchine e la realizzazione di aiuole. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, prima vi ricordo però 9:30 domani mattina la messa dalle celebrazioni e poi la messa dal Nevegal nella giornata insomma che dà il via definitivo alle celebrazioni della Dunata Triveneta degli Alpini, quindi appuntamento alle 9:30 in diretta su Antena 3 per seguire questa suggestiva cerimonia. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Weekend con sole e caldo estivo sul nostro territorio. L'alta pressione si consolida sempre di più. Il dettaglio di sabato 17 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata da un ampio soleggiamento, come ci mostra la grafica. Il cielo sarà limpido o al massimo velato, specie in corrispondenza dei rilievi. Temperature in locale lieve aumento, minime tra 14 e 18 gradi, massime tra i 25 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo sgombro da nubi, non del tutto esclusi nel pomeriggio degli isolati piovaschi sui monti. Temperature minime sui 13-18 gradi, massime intorno ai 26-28 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà molto soleggiato, con qualche breve fenomeno sui settori di confine. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.